Ed eccoci qui, benvenuti alla 100ª puntata di Soundtrack City. Ciao Massimo. Ciao Marco, 100, come si faceva in televisione. 100, come diceva Pippo Franco, chi se lo fosse mai creso. Ci siamo. Io peraltro sono contentissimo di aver iniziato in questo modo, questa 100ª puntata, caro Massimo, perché il violinista che era impallato dall'oboista in questo video è un nostro caro amico, nonché orchestratore del pezzo in questione, che io direi subito di far entrare, no? Dico bene? E stiamo parlando di... libero. Eccolo. Buonasera a tutti, ben trovati. Viva le 100 puntate. Grazie. E altre mille di queste. Grazie per Luigi. Senti, allora, siccome tu sei il primo, poi spiegheremo come abbiamo intenzione di svolgere questa 100ª puntata, ci spieghi un po' qualche cosa di questo tuo progetto che abbiamo visto appena adesso, insomma. Ok, allora questo è stato una ripresa appunto, diciamo, amatoriale, si vedeva, si sentiva, sì, ma di un bellissimo concerto che abbiamo fatto a Sabaudia nell'estate scorsa, in quel piccolo momento in cui si è tornati a vivere nel primo momento di post pandemia, di post lockdown, in cui tutto era venuto a mancare, quindi è stata un po' la prima boccata di ossigeno che abbiamo ripreso, e leccandoci le ferite perché è stato un periodo, inutile dirlo, per tutti difficile. Abbiamo perso personaggi che poi appunto diremo, ne parleremo, e questo è stato appunto un omaggio appunto al re di quei personaggi, a Ennio Morricone, ovviamente al maestro Ennio Morricone, e abbiamo fatto questo concerto a lui dedicato con alcuni brani che io ho arrangiato, ma che avevo già arrangiato precedentemente, perché con il mio gruppo che si chiama Movies String Quintet, con cui facciamo un repertorio di tutte colonne sonore da me arrangiate per quintetto, e il caro collega, amico, nonché organizzatore dei Suoni del Lago, di questa rassegna di concerti estiva che c'è a Sabaudia, sul lago di Sabaudia. Tra l'altro vi invito tutti ogni estate perché è un posto meraviglioso. È meraviglioso, sì. E con grandi interpreti, veramente, e con l'amico Antonio Verdone all'oboe, che partecipava a quella serata, mi hanno chiesto appunto di arrangiare questo brano, così ovviamente un brano topos della produzione morriconiana, direi ovviamente. E quindi niente, brevemente cito gli esecutori, che erano appunto Antonio Verdone all'oboe, Pierluigi Pietroniro e Sonia Frattini al violino, Francesco Negroni alla viola, Francesco Storino al violoncello e Piero Franco Cardarelli al contrabbasso, nonché organizzatore della serata. Insomma, intanto ti fanno anche i complimenti, quindi vedo accidenti. Grazie. Saluti a tutti. Saluti a tutti quanti. Allora, senti Massimo, vogliamo iniziare? Con Pierluigi abbiamo iniziato alla grande, ma vedrete che ce ne sono di sorprese lungo tutto il percorso. Anzi, vorrei dire che questa sera, per la prima volta, visto che la 100ª puntata festeggiamo un grande anniversario, finalmente, visto che abbiamo parlato sempre di colonne sonore, di musica, ma ne abbiamo fatta sentire poca, ahimè, ai noi, perché lo sappiamo benissimo, il web, Facebook, i social ci bloccano, ci bannano tutto. Allora, questa sera invece avremo la peculiarità di far ascoltare pezzi per noi, regalatici a noi di persona personalmente, e dai nostri amici che abbiamo intervistato in queste 100 puntate, non tutti e 100 ovviamente, sennò sarebbe una serata epocale che non finisce più, come Davide Donatello della prima ora dell'anno scorso. Avremo questi elementi musicali che ci accompagneranno i nostri sproloqui. Di sprologhi ne faremo parecchi, scusate, pochissimi, e cercheremo invece di far sentire parecchia musica. Il contrario ho fatto. Allora, un'altra cosa che ci tengo a dire è che tutto quello che sentirete è tutto live, tutto suonato live. Ci sono i video che ci hanno mandato gli amici compositori maestri
che abbiamo intervistato in queste 100 puntate, come diceva Massimo, non tutti, sono alcuni, come nel caso di Pierluigi, presi da concerti, alcuni fatti a casa, alcuni altri nelle aule dei conservatori, insomma un po' ovunque. Tutti quanti sono piuttosto spontanei, perché questo è quello che ci interessava soprattutto, e quindi allora io direi di andare abbiamo pensato di svolgere questa scaletta della 100ª puntata ripercorrendo velocemente un po' tutto queste 100 puntate, molto velocemente, perché poi se le volete ve le andate a vedere, perché stanno tutte online, le trovate su YouTube, su Facebook, ovunque. È inutile dire, questo programma è nato perché a un certo punto c'è stato il lockdown. Io con Massimo ne parlavo da tanto tempo, però non c'era mai stato il tempo di mettersi lì a farlo. Con il lockdown, e vedete che ogni tanto, insomma, qualche cosa di buono, speriamo, è uscito fuori, di tempo ne abbiamo avuto tantissimo a disposizione. E abbiamo avuto anche e soprattutto tanta disponibilità da parte dei maestri, dei musicisti, dei registi che abbiamo chiamato. Allora io voglio ricordare velocemente, quindi partiamo dall'inizio, dunque il 9 marzo del 2020 in Italia scatta appunto il lockdown, chiuso tutto, bar, ristoranti, negozi, palestre, cinema, teatri, musei, che poi è quello il nostro focus. La puntata numero 1... Esatto, ok. La puntata numero 1 fu con il 19 aprile 2020 con Pivio Pischiutta. Non lo ringrazierò mai abbastanza, ha portato fortuna a questo programma. Dopodiché abbiamo fatto un paesaggi sonori, la puntata numero 2, dedicata a un'operazione che Francesco Liotard insieme alla discoteca di Stato portavano avanti per far sentire i suoni delle città deserte, cioè era un invito a tutti quanti di registrare il suono, i rumori delle città deserte. Locate Your Sound si chiamava questa iniziativa, e ancora c'è un sito web. Dopodiché continuo te, caro Massimo. Abbiamo poi avuto Marco Streccioni, abbiamo avuto il mitico fonico di tantissime colonne sonore con la sua su Dovest Records, la Recording Stone Studio, che ci ha ospitato anche in pochissime, purtroppo ai noi, puntate fatte io e te dal vivo. Abbiamo ospitato Andrea Morricone, i Fratelli De Angelis, ne parleremo in questa puntata, però abbiamo avuto l'onore di avere questo grandissimo ospite che veramente dal dietro le quinte ha curato tantissime colonne sonore, anche colonne sonore premi Oscar. Poi abbiamo avuto il piacere di stare accanto al famoso pianoforte di Luis Bacalov che gli ha donato, che è rimasto lì nel suo studio. Poi intanto Pericle Odierno è un grandissimo musicista che sentiremo dopo, ci saluta. Ciao Pericle. Ciao Pericle, grazie. Ciao, poi abbiamo avuto come quarta puntata la Bottega del Suono, Corrado Caruso e per Angelo Fornaro, quelli di Rocco Schiavone, che infatti dopo il ponte del 1° maggio del 2020 finisce il lockdown, inizia la fase 2, riaprono diverse attività produttive, anche se i negozi dovranno attendere il 18 maggio. Poi avemmo quella mitica, epocale, lunghissima serata. Oddio, me la ricordo. Madonna, finiamo più. Siamo diciamo diventati un tutt'uno con la sedia. La cerimonia di premiazione della 65esima edizione del Davide Donatello, che era stata fissata per il 3 aprile e poi si è svolta l'8 maggio a porte chiuse, in un'edizione epocale anche quella, con tutti i candidati a casa che ricevono poi dal Carlo Conti solitario in studio le nomination e chi aveva vinto chi meno, tutto ovviamente legato alla diffusione della pandemia del Covid-19 e tutti quanti a casa. Poi la sesta puntata avemmo il 18 maggio che fu il nuovo allentamento delle misure restrittive. Scusate, si può riuscire a uscire liberamente anche con l'autocertificazione, anche senza autocertificazione, e ci sono gli spostamenti tra regioni, e noi abbiamo avuto Andrea Farri. In quelle occasioni si potevano anche riaprire i bar, i negozi, i ristoranti e anche le chiese. Voglio ricordare che Andrea Farri con il grande re partecipava appunto col primo re partecipava appunto al Donatello appunto alle premiazioni.
vinse però l'orchestra di Piazza Vittorio. Noi diciamo che siamo stati ben auguranti per tutti i vincitori, perché li abbiamo avuti sempre da noi in trasmissione. E poi continuiamo, abbiamo avuto questo speciale Ryuichi Sakamoto, dove Massimiliano Lazzaretti ha realizzato alcuni pezzi famosi, lui un compositore, nostro caro amico, che con la colonna sonora del traduttore, che adesso noi facciamo sentire, peraltro, certo, però il traduttore, diciamolo, ha vinto anche il premio colonne sonore, no? Allora diciamolo, dai, su. Il premio dei lettori di colonne sonore, che ritornerà prima o poi, è stato vinto da Massimiliano Lazzaretti, e vai, ora facciamo sentire questo contributo che ci ha regalato. Appunto, Massimiliano Lazzaretti, ovvero il suo tema da Il traduttore. Molto bene, questo era Massimiliano Lazzaretti, perché vedete molti ci hanno mandato il video ma gli si vede solo le mani. Comunque quello che suonava il pianoforte era Massimiliano Lazzaretti, il suo tema bellissimo come tutta la colonna sonora, peraltro, del traduttore. Allora andiamo avanti, subito dopo, sempre stesso periodo, abbiamo avuto Umberto Scipione, colui che ha firmato la colonna sonora di Benvenuti al Sud, Benvenuti al Nord e parecchi film di Siani. Dopodiché Michele Braga, che poi tornerà più avanti, il compositore lo chiamavano Gigrobot, per dirne una, e delle Isole delle Rose adesso. Poi abbiamo avuto forse una delle puntate con maggiori visualizzazioni, che sono in Mocadelic, quindi, come dire, di un quintetto ce ne avevamo avuto un duo, ma tra Luca e Christian Marras, insomma, due persone, una puntata me la ricordo molto 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 interessante. Dopo abbiamo avuto Maurizio Filardo, ovvero il musicista e il compositore di tantissime colonne sonore di Genovese, di Massimiliano Bruno e via dicendo. Poi abbiamo fatto uno speciale Hans Zimmer molto interessante con dei contributi live, e poi eccoci qui, siamo il terzetto di speciali, lo speciale senza musica, perché ecco, già ovviamente stiamo parlando dell'aprile, maggio, giugno 2020, il problema della fine di molte produzioni, della stasi completa di tutto il lavoro, di tutto il comparto non solo musicale, artistico in generale, si sentiva fortemente,
e ci fu in contemporanea a quella che una volta era quella che c'è ancora, che è la festa della musica, ci fu la festa senza musica e ci furono delle manifestazioni appunto proprio, come posso dire, sì, di protesta, quasi per mettere il dito su questo tipo di problema che, ahimè, non è che ne siamo usciti ancora alla grande. Subito dopo lo speciale Nastri d'Argento e poi finalmente un nostro ospite che non era esattamente un musicista, ma era un montatore, Patrizio Marone, secondo me un grandissimo montatore nonché un amico della musica. Ecco, uno di quei montatori che fa parte di quella schiera di amici della musica. E dopo, ahimè, accadeva qualche cosa che lascio a Massimo dirlo. Stiamo a luglio 2020. Purtroppo il 6 luglio del 2020 ci lascia uno dei più grandi geni internazionali della musica per immagini, Ennio Morricone. Infatti abbiamo iniziato con lui, è stato un doveroso omaggio, continueremo a omaggiarlo e proprio in questo caso ci tengo a dire che abbiamo un altro contributo che proprio anche grazie al nostro battitore libero che è Pierluigi che l'ha realizzato. Vi facciamo sentire questo pezzo e poi lo commentiamo proprio con Pierluigi che è stato l'elemento portante della realizzazione di questo tributo. Sì, perché poi avevamo fatto uno speciale Chiedi chi era Morricone, dove venne Leandro Piccioni, Pierluigi, Nello Salsa e tanti altri. Pasquale Catalano, Pasquale Catalano, con un ricordo del maestro e soprattutto come vedete Catalano no, però per quanto riguarda i musicisti che ho nominato, tra cui Pierluigi, musicisti che hanno avuto a che fare strettamente con il maestro e con le formazioni e le orchestre che lui dirigeva. Sentiamoci questo brano, poi ne parleremo.
Rieccoci. Beh, dai, Wow. dai. Wow, è dura. Guarda, Pier, È dura. Pier, No, neanche farla apposta, di che tema parliamo degli intoccabili? Non è proprio un tema a caso. no, apposta, perché questo si ricollega a tutto un momento particolarmente appunto complesso, doloroso, e già la musica è talmente evocativa, talmente profonda che insomma parla da sé, no? Non c'è bisogno di commentare. Ma questo fu proprio durante il lockdown, in quei silenzi, in quella mancanza di vita, di socialità, eccetera. La musica ti pervadeva il cervello, la testa, il quotidiano, e questo tema mi tornò violentemente in queste situazioni, in queste città vuote, nel silenzio, nella mancanza di vita, eccetera, e mi proprio trasudò questo brano, mi tornò in mente. Allora mi misi lì e lo scrissi, lo arrangiai e lo realizzammo. Questa è la versione che sempre dal concerto di Sabaudia dell'altro anno, che poi abbiamo adattato con l'oboe, ma lo realizzammo così come accadde tante volte in quell'epoca lì, tramite dei video di cellulari. Lo eseguimmo a distanza con il Movie String Quintet e Gianni Oddi, meraviglioso sassofonista di Ennio Morricone da una vita, grande musicista, ha fatto tante colonne sonore anche lui, quindi insomma, e lo registrammo così, proprio come omaggio a quel momento, a quelle solitudini, eccetera. Tra l'altro c'è un video appunto sul nostro canale YouTube che è seguitissimo, amatissimo, perché è veramente la foto di quel momento, e questa musica diventa qualcosa di straziante. Mai avrei pensato, e se l'avessi pensato vi assicuro che non l'avrei mai fatto, di doverlo suonare, ecco, 4 mesi dopo, in una serata in memoria di Ennio Morricone. E ahimè, 2 mesi, no, sì, a fine ottobre, mi pare il 31 ottobre, veniva a mancare, tra l'altro, questa volta non nella finzione cinematografica, ma il protagonista, il dedicatario di questo Death Theme, cioè di questo tema di morte, che era Sean Connery, che nel film Gli Intoccabili, ahimè. Quindi vi dico, grandi emozioni, grandi emozioni. Allora, Marco, era normale che insomma Morricone fosse un po' una filigrana di questi anno e mezzo che abbiamo passato insieme, anche perché insomma la sua assenza si è fatta sentire, e dunque anche la sua presenza. Ma andiamo avanti. Allora, subito dopo noi intervistammo Marco Uerba e Stefano Profeta per 2 lavori differenti, 2 colonne sonore differenti. Anche Giuliano Taviani, tra l'altro. Anche Giuliano Taviani, assolutamente sì. Con Giuliano poi, tra le altre cose, poi si parlò anche di questioni extra artistiche, ma non tanto, cioè, diciamo che hanno a che fare con il lavoro, cioè si parlò di Spotify, questa piattaforma che prima o poi dovremmo farci, Massimo, uno speciale proprio per far capire quante le briciole che poi arrivano a chi questa piattaforma la manda avanti, cioè ovvero gli artisti, quante magagne ci sono. Subito dopo ci fu Pasquale Catalano, perché vinse i Nastri d'Argento, dico bene, con la Dea della Fortuna. Con la Dea della Fortuna. Scusate, oggi non azzeccamo un titolo, manca a pagarlo, e pensa che li abbiamo fatti tutti. Vabbè, comunque oggi così, la sagra della gaffa, ci perdoni i nostri amici compositori e la stanchezza, e che ne sono tanti di cose da ricordarsi, di puntate fatte, ma adesso ci viene in soccorso il 21esimo ospite della puntata, che abbiamo già visto prima lasciarci un commento, ovvero Pericolo di Erna, che invece vinse il Globo d'Oro nel 2020 con il film Dai che ci azzecchi, con Picci Ridda di Catena Fiorello, autrice del testo da cui hanno tratto il film. Esatto, e già in quella puntata il carissimo Pericle ci suonò qualcosa, fummo ospiti del suo studio, e adesso lo vedrete, perché rivedrete sempre quel suo studio pieno, murato di strumenti, e lui che ne prende alcuni, quelli che prende
per questo video che vedremo sono un po' gli strumenti proprio di Pericle odierna, quelli che in qualche modo connotano molto spesso le sue colonne sonore. Quindi io direi di andarci a sentire. Allora, Pericle odierna. Pericle. Un attimo che lo devo trovare, come si suol dire. Il bello della diretta. Il bello della diretta. Rimango incantato. Meraviglioso, bravo, che meraviglia, che meraviglioso. Sì. Che polistrumentista eccezionale che è Pericle, che grande regalo, grazie Pericle. Grazie. Il giro del mondo in 2 minuti proprio, veramente, Sì. fantastico, Bravo. fantastico. Ha questa capacità di scavare nell'anima, Pericle, insomma, e soprattutto un poeta ripeto, dell'anima, veramente, sì, veramente. ma non solo un grande compositore, anche un grande musicista, che non è sempre scontato. E allora andiamo avanti, Massimo. E allora poi avemmo, come avevi già accennato, lo speciale Chierichiera Morricone, come abbiamo già detto. Poi nel frattempo abbiamo realizzato diverse rubriche, il magazine, Music Art, abbiamo parlato dei libri, abbiamo intervistato Stefano Caprioli, anche lui grande autore di colonne sonore. Vogliamo parlare dei libri di cui abbiamo parlato, perché sennò qui ma guarda, ci staremmo una giornata libri su libri, figurati, tra cui anche il mio, ma non lo posso dire. Va bene, no, ma questi andatevela a vedere, così poi arriviamo finalmente ad agosto 2020, settembre 2020, dove iniziamo a fare le nostre pillole di saggezza, dove ci sono le Soundtrack City in pillole, perché c'è stato un evento che noi poi abbiamo un attimino coordinato, anche seguito, ma in quel momento stesso ci sono stati tanti vari eventi che abbiamo seguito. C'è stato il Cresa de Ma, Gianfranco Capito, quello che si svolge a Carloforte e poi a Cagliari in 2 parti, e qui abbiamo ovviamente un altro contributo musicale, perché oggi dobbiamo parlare poco noi e far sentire molta musica. Spiegalo perché. L'abbiamo spiegato perché abbiamo parlato troppo in 100 puntate. No, spiegalo perché Daniele Furlati. Cosa mi piace questi momenti così. No, Daniele Furlati, perché si era detto di non bere per questa 100ª. Esatto, acqua di sorgente. Dicono tutti così. Gin, quello è gin. Gin, infatti, già sono drogato di mio. Allora, Daniele Furlati, che in coppia a Marco Biscarini hanno realizzato la colonna sonora di Volevo nascondermi.
Grazie Eugenio, grazie. Eugenio Tassitano, che ha scritto un libro bellissimo di cui parleremo, su Bernard di Herrmann e Alfred Hitchcock, su Bernard di Hitchcock e Alfred Herrmann. La follia totale. No, allora, Furlati e Biscarini hanno realizzato una delle cose più belle dell'anno appena passato e volevo nascondermi, tra l'altro è stata candidata agli ultimi Davide Donatello, che abbiamo anche seguito con un'altra diretta, e Daniele Furlati ci ha regalato queste due performance che noi facciamo vedere, che tra l'altro una proprio riguarda un'altra delle sue colonne sonore scritte insieme a Biscarini, Per un giorno devi andare, perché loro hanno realizzato un grande sodalizio con Giorgio Diritti, film del 2013, Un giorno devi andare, il tema portante, e poi in realtà noi facciamo sentire però il tema dell'equilibrio del cucchiaino e gli occhi, gli alberi e le foglie. Gli occhi e gli alberi, esatto. Che sono sono uno spettacolo teatrale e un documentario. Ok, bene. Andiamo, vai. Di filato. E bravo Daniele Furlati, ottimo. Bravo, bravissimo. E mi perdoni la gaffa di poc'anzi, comunque ci tengo a ribadire che ho fatto il vaccino, mi credo di essere diventato assenza proprio da memoria, proprio totale.
Comunque, io direi che la 101esima puntata sarà quella delle scuse delle gaffe alla sua 100esima. Sì. Vedi, ma anche Pio sbaglia. 100 può far bacci, poi però rettifica e diventa può far bacci. Anche in fase post vaccino sarà anche lui. È un virus. Siamo in buona compagnia, dai. Ti dicono che ti fa male il braccio, ma secondo me ti si rincoglionisce il cervello, perché quella secondo me è proprio una cosa proprio... Va bene. Grande maestro Daniele, grande, sì, effettivamente Forlati è bravissimo, poi è un grande rimusicatore di cinema muto. Allora, proseguiamo. Diciamo che siamo stati presenti a diversi eventi cinemusicali, il Cresa de Ma, come dicevamo, poi il Mercurio d'Argento, dove sono stato fisicamente lì e abbiamo fatto anche un collegamento di quelli meravigliosi in mezzo alla via, è stata una cosa incredibile. Bello, bellissimo, ma ricordiamo che questo signore che sta qui sotto di noi c'entra qualche cosa col Mercurio d'Argento? Caspita, ha vinto un premio, la prima edizione ha vinto un premio, il Pietro Niro qui sotto, non è come Gladiatore così, non è che quello qui sotto. Ok, andiamo avanti. Intanto continui i complimenti a Daniele Forlati. Sì. Allora, poi abbiamo partecipato io e il caro Marco Testoni all'evento Arrangiami a Roma del gruppo Bixio, evento incredibile che ha avuto tantissimo respiro e un grande successo pubblico. Poi abbiamo avuto altri una coppia, marito e moglie, Susan Di Bona e Salvatore San Giovanni, che ci hanno mandato come regalo questa performance del bellissimo tema di I Liviatani, altra grande colonna sonora dell'anno appena passato, scusate. Quindi ce la sentiamo. Certo. Meravigliosi, bravissimi, sì, ragazzi, meravigliosi. Come si dice dalle mie parti, bravo, come si dice dalle mie parti in Siculia, ma ricriare tutto paro, era veramente uno spettacolo della natura sentirli, che virtuosismo, che grandi, che coppia, va bene, assolutamente sì. Allora, mentre ascoltavo mi stava venendo in mente, ma bisogna lanciare un'idea, facciamo l'orchestra degli autori. Bravo. Facciamo l'orchestra degli autori, uniamoci, perché è una meraviglia, questo respiro a 360 gradi di musica di tutti i generi, di tutti i colori, fantastico. Una cosa la posso dire, Pierluigi, che molti autori però sono timidi, per quanto riguarda comporre è una cosa, suonare è vero, sono un po' restii, non tutti sono... Però avemmo anche Andrea Morricone sempre nello studio di Marco Streccioni come ospite e intanto Salvatore San Giovanni, ciao Salvatore, bravissimi, siete stati meravigliosi, grazie di questo dono. Quindi abbiamo avuto Andrea Morricone, abbiamo parlato del papà di Ennio e abbiamo parlato della sua carriera, ci ha regalato anche delle performance pianistiche sempre col famoso pianoforte di Luis Bagalov nello studio di Marco Streccioni, quindi ringraziamo anche Andrea
E poi prosegui tu, caro amico, così io evito di fare gaffe. Allora, passiamo dalle gaffe in siciliano a quelle in romano, passiamo adesso. Esatto. Allora, nell'ottobre, novembre, dicembre 2020, quindi ci avviciniamo alla fine dell'anno. Allora, si sono succeduti primo Francesco Cerasi, musicista validissimo secondo me, e peraltro sono molto interessato al suo lavoro perché è uno di quei musicisti, di quei compositori che gli piace sperimentare anche e soprattutto ad esempio con l'arte figurativa, musica, arte figurativa naturalmente. Poi abbiamo avuto lo speciale dedicato alla festa del cinema di Roma, dove mi ricordo che furono nostri ospiti Mocadelic che se non sbaglio presentavano Romulus e adesso non mi ricordo The Shift, penso un film che è stato uscito la settimana scorsa al cinema. Ok, in questo caso il Festival del Cinema di Roma era aperto, a differenza ad esempio del Donatello, insomma era un festival aperto ma con misure restrittive, quindi tra le regole da seguire: prenotazione dei posti su app, accesso consentito solo a chi ha biglietto, accredito e registrazione, insomma tutte quelle cose a cui ci stiamo purtroppo abituando e che speriamo insomma si ritorni a una normalità da questo punto di vista. Dopodiché un altro festival che seguimmo con molto piacere fu il VRE Experience di Roma, cioè un festival che anche il prossimo anno ci sarà, dedicato alla realtà virtuale, che è una nuova frontiera anche in questo caso per la musica applicata, non solo dei videogiochi ma anche di tante altre come posso dire, declinazioni. Io stesso in 2 anni fa partecipai a questo festival, tra l'altro con Simona Salza, che ricordo, Elisabetta Antonini, partecipammo con i visori e musicammo in sostanza delle opere di arte virtuale in diretta, ma con i visori. Vi posso assicurare che è un'esperienza anche abbastanza devastante, perché non vedere il proprio strumento non è proprio una passeggiata di salute, come si suol dire. E dopo, Massimo, adesso vai te, Oliver Onions, dai. E abbiamo avuto il piacere, sempre nella location di Marco Streccioni, di intervistare 2 icone, i fratelli Guido e Maurizio De Angelis, 2 icone della colonna sonora televisiva e cinematografica, Bud Spencer e Terence Hill, Trinità, Sandokan e chi più, Zorro e chi più ne ha più ne metta, tanta televisione, e ci regalarono questa performance che vi facciamo rivedere perché anche noi ci siamo emozionati tantissimo, proprio cantando Trinity Stand All, il tema importante del secondo, e continuiamo a chiamarlo Trinità. Vai. Vabbè, divertentissima, poi quella puntata divertentissima non solo per questi intervalli musicali, ma proprio per tutte le storie che ci hanno raccontato i 2 fratelli a proposito di un periodo d'oro del cinema, un periodo d'oro e divertentissimo. Allora, continuiamo perché abbiamo veramente tantissimi e il tempo stringe.
Quindi Sì. poi siamo passati a sempre i nostri maghi speciali delle orchestre. Abbiamo intervistato Sì. coloro che suonano le colonne sonore, coloro che le dirigono le colonne Le dicono. sonore. Anche. Quindi è stata una bellissima esperienza anche quello, sempre dal dietro le quinte. E poi arriviamo a un personaggio che credo che tutti conosciate, che non lo so, penso di averlo... Ce l'abbiamo con noi in puntata oggi? Ma sì, guarda, sì, a un certo punto intervistammo anche lui, Pierluigi, Anche lui. perché non potevamo farne a meno, voglio dire, e però io prima di parlare di quel giorno facciamo sentire direttamente quello che Pierluigi, proprio lui, ci ha preparato per l'occasione. Parliamo. Oh, Pierluigi, ti faccio una domanda, indovina un po', che cosa hai suonato tu? Ma non lo so, qualcosa mi viene in mente, qualcosa mi richiama. Questa era quella meraviglia delle note scritte da quel grandissimo musicista che abbiamo avuto in Italia e che tutto il mondo conosce, che è Nino Rota, e questa era il tema tratto dalla Strada di Fellini, che vinse il primo Oscar come miglior film in lingua straniera nel 56, mi pare, se non vado errato. E questa in particolare è la riedizione che Rota ha fatto per il balletto che è stato creato 8-9 anni dopo per il Teatro alla Scala, e che lui praticamente compose un balletto di un'ora e un quarto, di una durata di un'ora e un quarto, sui temi della strada. E Fellini praticamente riadattò la storia della strada e venne ballato per la prima volta dalla mitica Carla Fracci, che ci ha appena lasciati, a proposito di grandi perdite di quest'epoca, e fu la prima Gelsomina sulle punte che interpretò questa meraviglia. Questa è storia, come si suol dire. Questa è storia, questa è l'assolo di Gelsomina dalla Strada, appunto, sì, meraviglioso. Allora, ringraziando Pierluigi di quest'altra chicca che ci ha dato, proseguiamo con questo viaggio. Allora, e ci fermiamo subito e vi facciamo sentire subito musica. Abbiamo avuto Claudio Simonetti alla 45esima, tastierista dei Goblin, il connubio con Dario Argento, insomma, è inutile che ve lo dico. E poi avevamo un personaggio che né io né Massimo conoscevamo, ovvero Arturo Annecchino, nel senso conosciamo le sue musiche, ma non avevamo mai avuto modo di parlare con lui. Beh, è stata una scoperta, no, Massimo? Perché io mi ricordo veramente una persona fantastica. Una di quelle puntate che ci è rimasta veramente dentro, perché è un personaggio straordinario,
con un eclettismo verbale e una poetica tutta sua, che tra l'altro ci ha coinvolto molto intensamente, e ci ha regalato questa interpretazione di un tema che io amo tantissimo, è venuto al mondo, perché lui ha avuto un sodalizio con Sergio Castellitto e ha fatto delle musiche bellissime, però non lo vedrete de visu, ma solamente le manine che eseguono il tema. Ma basta per capire lo spessore del musicista. Arturo Annecchino. Che emozione. Grande Arturo, essenziale. Me lo sai che mi ricorda, Massimo, una frase che diceva Stefano Mianetti in qualche puntata fa, cioè per fare una bella colonna sonora non è che sempre è necessario la grande orchestra, a volte un piano riesce a fare delle cose miracolose, a fare vibrare il non detto, sì, che esprime la musica. E allora poi andiamo avanti, perché abbiamo avuto tantissime veramente puntate meravigliose. Dopo questa di Annecchino, i nostri magazine, uno speciale che non è dedicato, che è WWFF, che non sono le Vigili del Fuoco, ma è il Vittorio Veneto Film Festival, è un festival dedicato al cinema per i ragazzi. Abbiamo avuto qui con noi la direttrice Elisa Marchesini, che saluto, ed è uno di quei festival secondo me meritevoli, perché forma il pubblico del futuro, e quindi è una buonissima cosa questa. Poi abbiamo avuto uno speciale, tra tutti quelli che abbiamo realizzato, su Harry Mancini, grandissimo, colazione da Tiffany, sodalizio con Black Idol, la Pantera Rosa e via discorrendo. Poi un giovane Stefano Lentini, per le sue esperienze nella televisione e nella fiction, uno speciale orchestrale dove abbiamo intervistato ovviamente coloro che realizzano, che suonano le colonne sonore. Poi abbiamo intervistato Francesco Castelnuovo, uno showman, un conduttore televisivo di Sky, La notte degli Oscar, l'ha sempre seguita lui, che ha realizzato un libro per l'appunto bellissimo, 7 chiavi per Ennio Morricone, dedicato proprio al grande maestro romano, purtroppo scomparso. Poi continuiamo velocissimi, Vince Tempera, arriviamo al grande Vince Tempera. Poi giustamente dopo Vince abbiamo avuto il trittico Bixio, Frizzi, Tempera, e Vince ci ha regalato questa performance di questa canzone, Il mio cane si chiama Zenone, che utilizzò Ermanno Olmi in un suo film negli anni 70. Vediamolo.
È la briosità di Vince Tempera, no? Dai. Che swing, che jazz, che ragazzi, ma vabbè, ma qua parliamo di livelli high level, a livelli alti. Poi ti lascio la parola, mio caro amico, continua tu questa lista infinita di nostri ospiti meravigliosi. Allora, siccome non parliamo solo con i musicisti, ma parliamo anche con tanti altri artisti, scrittori, ecco, in questo caso fu il momento di Italo Moscati, grande firma del giornalismo italiano, della critica cinematografica e non solo italiano, perché uscì all'epoca, insomma, qualche mese fa, un libro appunto su Morricone. Vedete che continua in continuazione questo filo rosso di Ennio Morricone, ed è ovvio. Poi, ultima puntata del 2020 fu invece quella dedicata a Piotta, alias Tommaso Zaniello, se non vado errato, perché aveva appena firmato le musiche di una fiction, ovvero Suburra. Dico bene, Massimo? Yes. Ok, allora col 2021 vai avanti tu, dai. E poi abbiamo avuto abbiamo diciamo esordito nel 2021 con un grandissimo autore che vive all'estero, che vive a Los Angeles, Carlo Siliotto, che ci ha regalato delle perle meravigliose, aneddotiche sulla musica per immagini, non solo. E sul lavoro negli States da compositore. States, sì, c'era il momento in cui ancora c'era Trump che doveva, non si capiva se rimaneva come presidente degli Stati Uniti, poi per fortuna è salito Biden e ce lo siamo tolti dalle scatole. Meno male, grazie al cielo. Poi è nata Musa Web TV, il nostro grande esperimento sempre sui social, che è un agglomerato di cultura, di arti, dove ci sono tante nostre testate, colonne sonore, Soundtrack City e tante altre, Vis-a-Vis, Ginger Magazine, Cinecorriere e quant'altro. Poi abbiamo seguito passo passo il Rainbow Free Day Festival, che anche lì ne abbiamo fatte di cotte e di crude, perché abbiamo fatto rivedere in pillole tantissimi speciali e tantissime puntate con grandi compositori. Come avete visto, il nostro elenco è lunghissimo, di volta in volta in queste giornate del festival, un festival potente, un festival importante, un festival che ha fatto sentire la voce di quelli che magari non hanno visibilità, quella televisiva, indipendenti, diciamo delle produzioni indipendenti. Adesso lasciami però, questo lo dobbiamo, caro Massimo. A un certo punto abbiamo fatto anche lo speciale John Cage, grazie soprattutto a un nostro amico, nonché che collabora con noi, è stata una figura portante, ovvero Renato Marengo. Io con lui conduco Classic Rock, un suo programma storico, e Renato, perché abbiamo fatto questo speciale John Cage con Renato? Perché Renato intervistò John Cage quando venne a Milano negli anni 70, non mi ricordo, al cavallo tra 70 e 80, al Civico di Milano, e fece un concerto che rimase storico per le implicazioni che ebbe, contestazioni in sala e via discorrendo. Insomma, un evento storico che abbiamo ricordato appunto con Renato Marengo, che saluto caramente. E poi questo non me la posso presentare io, questo lo devi fare te, caro. Allora, dopo John Cage, dal grande John Cage passiamo a un altro grande. Perché ragazzi, non è che qua... è qui, rullo i tamburi, fiato alle trombe. Bravo, dillo tu che abbiamo intervistato caro Pierluigi. Il signore qua sopra, dove sta? Il signore qua sopra, eccolo qua, il grand'uomo lì, il grand'uomo Marco lì. Testoni, che tra l'altro ci ha regalato, ma strana cosa, ci ha regalato la sua performance. Io direi che la facciamo sentire e poi ci racconta lui. Racconto soprattutto con chi suono, perché è importante.
Ciao Soundtrack City, buon 100 e a presto. Che meraviglia. Che Apprestissimo, Bravissimo. Non è perché è il mio Bravissimo. amico, non è che perché è il nostro amico, non è No. perché è il mio socio, ma è un pezzo in punta di fioretto. Mi ha emozionato. Meraviglioso, bravissimi. Beh, poi compreso Testoni, ma 2 grandissimi esecutori, Marco, E quella è la prima cosa. Quella è la prima cosa. Quella è la prima cosa. Allora, Mats Hedberg, chitarrista svedese con cui lavoro da tanto tempo, e questo che avete sentito si chiama Rubra, un pezzo che fa parte di un nostro disco che si chiamava Uncamera, dove partecipò anche Billy Cobham, peraltro, ovviamente nel disco, e l'altro è Simone Salza, con cui collaboro ormai da 5-6 anni. Stiamo per far uscire un disco, 2-3 mesi e sarà pronto, con cui, che devo dire, grandissimo sassofonista, grandissimo clarinettista, ha suonato non so quante colonne sonore, caro Pierluigi, e ha suonato anche con te, peraltro. Una per tutte, dilla tu, dai, una per tutte. No, dite, allora, a parte che la vita è bella, insomma. La vita è bella, l'abbiamo realizzata insieme, perché per tanti anni abbiamo collaborato appunto con Nicola, con la sua orchestra, con il suo gruppo, insomma, eravamo proprio in tour insieme con Simone, quindi ciao Simone. Sì. Speriamo di vederci presto. Grandissimo musicista. Andiamo avanti. E allora, poi dopo queste bellissime puntate dedicate a Rainbow Free Day, passiamo a Max Viale, che tra l'altro l'abbiamo intervistato e ha vinto quest'anno il Davide Donatello con la colonna sonora di Miss Marx, ragazzi, con il gatto ciliegia contro il grande freddo, quindi portiamo bene, Soundtrack City porta bene, non c'è niente da fare. Poi andiamo avanti, abbiamo avuto uno speciale, abbiamo parlato con Pupi Avati dell'ultimo suo film, quello con Renato Pozzetto, ci ha commosso tantissimo, ci ha regalato delle perle incredibili, anche lì veramente andatevela a vedere quella puntata perché è strepitosa. Anche perché Pupi Avati, insieme a Antonio Masi, regista ma anche musicista, e attenzione che clarinettista, quindi bravo. con una grande sensibilità, grande preparazione, conoscenza della materia musicale, poi lui ha passato proprio di esecutore, quindi suonava con Lucio Dalla da giovane, insomma, quindi bravissimo. E poi è meravigliosa quella puntata con i 2 fratelli Avati, perché la cosa bella è anche quella, cioè i 2 fratelli, il produttore e il regista insieme, che sono una coppia di fatto meravigliosa, grandissima. Infatti, bellissimo. E poi continuiamo con Cristian Senzini, che ci ha regalato, neanche a farla apposta, un altro bellissimo tema storico del grande Nino Rota, perché è giusto ricordare un Morricone che ci ha lasciato, ma ricordiamo anche quelli che ci hanno lasciato troppo presto, ahimè, tanti anni fa, e tra cui Nino Rota, che Luigi ci ha fatto ascoltare La strada, e invece non lo presentare il tema, perché Cristian ci ha regalato questo pezzo eseguito da lui. Un pezzo misconosciuto, però forse qualcuno magari lo ricorderà. Credo l'inedito. Sì. Per chi non l'avesse capito, giusto perché c'era scritto che Grazie Cubitali ha realizzato il tema di Amarcord, e noi questa sera di ricordi, i nostri ricordi, ne stiamo enucleando infatti, questa doveva essere veramente la vera colonna sonora di questa Amarcord di Soundtrack City, veramente fantastico. Manca Renato Marenghi, lo ricitiamo nuovamente perché ci ha accompagnato in tante speciali anche al di fuori del contesto cinemusicale. Ma proseguiamo con queste bellissime puntate. Nel marzo-aprile 2021 abbiamo realizzato questa intervista straordinaria con Fabio Frizzi, che ci ha regalato anche lì
degli aneddoti, poi abbiamo parlato del suo libro, Backstage di un compositore, quindi l'occasione al libro che consigliamo veramente, come tutti quelli che abbiamo consigliato, ma comprateli, aiutate tutti i compositori che hanno scritto dei libri su se stessi, perché è giusto farlo. Poi abbiamo avuto una puntatona, l'83esima, stiamo arrivando quasi addirittura d'arrivo, col sistema sanità. Caspita, sì. Marco, parlane. Sì. Guarda, il sistema sanità è un documentario riferito a Rione Sanità. Ricordo che Rione Sanità a Napoli è dove è nato ad esempio Totò, come posso dire, un quartiere, un rione noto fino a poco tempo fa per la malavita. È stato rigenerato grazie all'arte, grazie a una serie di associazioni che lavorano con lo spettacolo, hanno delle catacombe che ci sono riuscite a rimetterle in ordine rispetto a come stavano, quindi in sostanza un bellissimo esempio di cittadinanza attiva all'interno di un rione. Attraverso lo spettacolo, la cultura, si può anche cambiare il corso delle cose della vita. Ricordate questo documentario perché è stato veramente ha avuto un successo enorme. La Rai l'ha mandato, noi abbiamo intervistato quasi tutti i registi, il cast, un bambino meraviglioso che segue un pezzo in mezzo a questo rione. Comunque, poi cosa accadde, mio caro amico? Abbiamo avuto uno speciale che mi interessa in particolar modo, perché quest'uomo qui che ho accanto, che è dall'altra parte, che ogni volta sbaglio dito, è di qua, mi ha fatto realizzare da solo lo speciale su John Williams. In realtà lui è intervenuto così dietro le quinte, faceva il curatore, il regista, e abbiamo parlato anche di un grandissimo premio Oscar, John Williams. Poi arriviamo a finalmente un altro elemento musicale, il grandissimo, dei più grandi autori di musica per film del nostro panorama italico, Carlo Crivelli, che ci ha regalato questa sua performance con l'orchestra Roma Sinfonietta del Sangue del mio sangue, film di Marco Bellocchio, di cui ha curato le musiche, e questo è il tema. Brevissimo stralcio. Eccolo. Il video l'ho cominciato, peccato. C'ero anch'io in quel concerto lì, tra l'altro. Ah, sì? Sì. Con la Roma Sinfonietta lì all'Auditorio di Tor Vergata. E poi Carlo Crivelli, tra l'altro, oltre ad essere un grande autore, è stato anche il fondatore dell'Orchestra Città Aperta, che ha sede all'Aquila, con cui abbiamo registrato tante colonne sonore sue e di altri autori di cui parleremo proprio tra poco, vero? Sì, peraltro è un'esperienza bellissima quella di Roma Città, dell'Orchestra Città Aperta, veramente è meraviglioso. Bellissimo. E poi tra l'altro possiamo passare da Carlo Crivelli a un altro grandissimo autore del nostro panorama, perché ragazzi abbiamo degli autori che ci invidiano all'estero. Franco Piersanti, grande Franco, grandissimo. Guarda. Poi vabbè, citiamo il sodalizio con Moretti, con Amelio, il commissario Montalbano. Comunque, Franco è stata una puntata meravigliosa anche quella, ma diciamo che sono state tutte bellissime, ci hanno regalato delle perle, anche se, ribadisco, di saggezza, non solo musicale. Poi, però questo trittico qui che stai concludendo, insomma, si parla di storia, quindi assolutamente. E poi finiamo prima di arrivare al maggio, finiamo con la 91esima puntata con un'attrice che ha avuto a che fare con il mondo ovviamente delle colonne sonore, Gloria Paul,
compagna di Piero Piccioni, che infatti abbiamo ricordato Piero Piccioni, ma Gloria ci ha regalato veramente una puntata commovente, nostalgica, divertente, ragazzi, una donna che è ancora bellissima oggi e col passare del tempo non l'ha scalfita niente, neanche per sogno, e ha lavorato con Totò, con Peppino, con tantissimi autori che ci raccontava così quando ha incontrato Fred Astaire, cioè proprio entri in un mondo che rimani proprio folgorato. Black Edwards anche che ha lavorato con Henry Manzini, peraltro anche ha dato una canzone di una colonna sonora di un film di Black Edwards, per l'appunto. Poi ovviamente ritorniamo al nostro caro amico Renato Marengo. Abbiamo realizzato come 92esima puntata lo speciale su Demetrio Stratos. Qui ovviamente non si parla nello specifico di colonne sonore, ma comunque abbiamo sempre avuto a che fare con quest'ambito nello stesso modo, e poi abbiamo ricordato un evento storico anche lì, subito dopo la morte di Stratos, purtroppo avvenuta troppo presto, con un famosissimo concerto che si svolse a Milano. E poi speciale Blade Runner, abbiamo avuto ospiti incredibili anche lì, tra cui Simone Salza e Fabio Frizzi, e poi parlare di questo cult assoluto del capolavoro di Ridley Scott. Poi abbiamo intervistato un autore da Malta, direttamente Ruben Zara, anche lui ci ha rivelato l'arte della videoarte, e non solo. Il multimediale, l'interdisciplinarietà tra le arti, quindi non ci azzeccherai manco se lo dice 3 volte di seguito. È cascato il ponte, tutto quanto. Il famoso del film omonimo, il Dentone. Poi oggi, ragazzi, la saga della Gaff. Poi abbiamo fatto un altro speciale di Donatello, questa volta ci siamo contenuti. Grazie Mario Coppola, grazie Mario Coppola. Grazie Mario. Abbiamo fatto una puntata in diretta, abbiamo fatto gli youtuber, gli influencer, abbiamo fatto io e Marco. In diretta, durante il Davide Donatello, noi commentavamo dal vivo i premi con alcuni ospiti che ci hanno regalato delle loro aneddotiche sui film che hanno... Poi Aldo Descalzi, non il fratello di Pivio, lui è autore per tantissime colonne sonore dei Manetti Bros e non soltanto. Poi, proprio in dirittura d'arrivo, arrivando alla 99esima puntata, abbiamo intervistato Stefano Mainetti, che ci ha regalato col suo libro, un libro bellissimo, un testo fondamentale per chi vuole fare questo mestiere, per chi si vuole approcciare alla musica per immagini, e anche da neofita, realizzato con Corelli, non mi ricordo l'altro autore chi Martinelli Corelli. Grazie, amico mio. E quindi Stefano Mainetti ci ha regalato questa performance, l'abbiamo citato in puntata, capolavoro, l'ultimo capolavoro prima che se ne andasse, di un grandissimo compositore. È l'ultimo video che mandiamo e noi vi salutiamo. Questa 100ª puntata si conclude, lo diciamo chi è Bernard Herrmann. Allora, abbiamo parlato di tanti grandi e concludiamo con un grande. E quindi ringrazio Stefano Mainetti per questa interpretazione. Io voglio dire che Stefano, quando l'abbiamo incontrato, abbiamo scoperto un grandissimo musicista, ma questo lo sappiamo già, ma un grandissimo divulgatore, un grandissimo didatta. Gli studenti sono fortunati, studenti che hanno la possibilità di studiare con Stefano sono fortunatissimi. Allora, che dire, io ringrazio Pierluigi per averci fatto compagnia, non solo come al solito con le parole, ma questa volta anche con la musica. Grazie a voi. Pierluigi, ma tanto con te ci si rivede. Massimo, te non hai suonato nulla, dovresti... No, ma io ho suonato una serie di note suonate. Guarda, lui un pezzo lo faceva benissimo, era proprio la scena della doccia di Psycho, gli viene benissimo col violino a lui, guarda. Esatto, e quindi concludiamo con Herrmann proprio, ma non quello di Massimo, ma quello di Stefano. Grande. Grazie a tutti, grazie di averci seguito, continuate a seguirci. Grazie Marco, mi hai regalato la cosa più bella che ci poteva essere in questa pandemia. Stare con te a Soundtrack City, ti ringrazio assolutamente. Grazie per lui, che è un grandissimo compositore, non solo che musicista. Grazie a voi e grazie a tutti i nostri fan, grazie a tutti i nostri fan, seguiteci, continuate a seguirci. E allora ciao a tutti con Stefano Mainetti, Taxi Driver, Bernard Herrmann. Ciao.
Ciao.